Eccoci insieme, cari telespettatori, siamo in diretta, quindi lo sapete, potete telefonare, fare delle domande appropriate in relazione all'argomento che adesso vi illustro e naturalmente porre le domande al nostro ospite. Ben arrivato Lamberto Toscani, Presidente Confservizi Veneto. Grazie di essere qui con noi, Presidente. Grazie a voi dell'invito. E allora, Confservizi già ci apre il mondo del trasporto pubblico locale. Cercheremo di vedere i due versanti, da un lato il servizio fornito ai cittadini, questo ce l'avete chiesto più e più volte, di aggiornarvi su quella che è la situazione. Sono stati fatti dei tagli importanti, ma poi si parlava di un assestamento dal punto di vista economico, quindi forse non andava tanto a danneggiare la frequenza delle corse, la copertura sul territorio, insomma cosa sta succedendo. Dall'altro versante naturalmente quello dei lavoratori, e sono anche tanti coloro che ovviamente hanno scritto, vorrebbero avere una voce certa, capirla direttamente da chi poi organizza, gestisce e coordina questi servizi territoriali importantissimi. Allarmante è naturalmente il fatto che comunque a monte si parla di tagli in generale, che la Regione già aveva negato determinati finanziamenti, però poi durante l'estate qualcosa è successo. Non essendo stati tutti aggiornati su che cosa si è verificato e non parlandone più con una certa frequenza, giustamente l'aspettativa di molti esiste, soprattutto in un momento di crisi, Presidente, perché in un momento di crisi, di difficoltà, il trasporto pubblico potrebbe essere veramente la cosiddetta ancora di salvezza per molti cittadini, per spendere meno, per utilizzare meno il trasporto privato, se però funzionasse nel modo adeguato come voi vi auspicavate che poteva funzionare. E poi, secondo lei, in un momento in cui si stanno facendo i programmi di revisione del titolo quinto della Costituzione, questo lo dico io, e siccome non è stato annunciato ai sindaci, eccetera, che tipo di interventi si stanno facendo sul titolo quinto, non è che anche questa competenza, che è estremamente delicata, viene portata in capo allo Stato e quindi viene meno alle regioni? Questo è un po' tutto all'insieme, adesso vediamo un po' Partendo dalla fine. Partiamo dalla fine. Posso solo dire, spero di no, visto che null'altro posso fare, ma anche perché le aziende di settore, almeno per quanto riguarda la nostra regione, sono virtuose, fanno degli, stavo dicendo ottimi, diciamo buoni servizi a dei costi assolutamente concorrenziali. Però tant'è che si sa che poco c'entra se una regione è virtuosa o due, perché poi si va naturalmente sempre in tagli lineari o provvedimenti lineari. Il peggio di tutto è che proprio in una regione come la nostra, dove abbiamo la più alta percentuale di incidenza del costo del ricavo da biglietto sulla gestione generale, per cui siamo dai dati più bravi d'Italia, proprio noi va a finire che siamo i più penalizzati. Perché? Forse è bene partire un po' da lontano, e cioè esiste il Fondo Nazionale Trasporti, sono fondi nazionali che il governo centrale destina e divide tra le varie regioni in base a dei criteri consolidati nel tempo e quant'altro. Questo significa che alla regione alla regione Veneto, milione più, milione meno, vengono destinati 300 milioni circa l'anno per il trasporto pubblico locale. Che cifra è? Una cifra ragionevole, idonea? È una cifra che potrebbe essere sufficiente, però, e qui sta la vecchia diatriba che noi sosteniamo da anni nei confronti della Regione. La Regione riceve questi soldi dallo Stato e a nostro avviso sono fondi destinati, vale a dire che devono essere, sempre secondo noi, ma riteniamo di essere suffragati in questa convinzione da pareri seri, anche di tipo legale, devono essere spesi solo nel settore dei trasporti, cosa che invece in Regione Veneto non avviene. Perché? Perché già 2 anni fa la Regione ne ha trattenuti circa 32, l'anno scorso 47. Ma trattenuti a che titolo? Perché li destinano ad altri capitoli di spesa. Io capisco le difficoltà di chi amministra, specialmente quando la coperta è corta e si tira da tutte le parti. Sta di fatto che questi 300 milioni di euro che dovrebbero essere destinati al trasporto pubblico locale della Regione del Veneto sono di fatti diventati 255, 254 e poi sempre più si taglia.
Questo è lo scontro che noi abbiamo sempre, la costruttiva discussione che noi abbiamo sempre avuto con la Regione, sulla quale non ci siamo mai capiti. Abbiamo portato, come dicevo prima, esempi di virtuosità, di capacità di gestione, ma evidentemente non sono stati sufficienti. Il problema qual è? È che comunque alla fine le aziende sono gestite, sono intanto delle società di capitali che come tali sono soggette all'osservanza del codice civile. Il codice civile non prevede che un'azienda possa fare deficit continuati per anni senza essere ricapitalizzata, senza essere seguita in modo particolare, senza dare risposte ai soci e al capitale investito. Questo è un problema molto grosso perché coinvolge la responsabilità degli amministratori, dei collegi sindacali. Devo dire che fino ad oggi le nostre aziende sono riuscite ad essere, ripeto, oltre che virtuose e anche fornire un servizio adeguato compatibilmente con i fondi a disposizione, siamo riusciti a tenerci in piedi. Però la matematica è matematica anche per noi, voglio dire. Ecco, ma volevo chiedere, nella regione del Veneto per esempio ci sono tante aziende di servizio pubblico, di trasporto pubblico locale. Ma adesso sono rimaste meno. Comunque esistono, cioè, sì. Non è possibile ipotizzare per un risparmio di spesa una gestione amministrativa unica, una gestione di contabilità unica, cioè comunque è un servizio pubblico, comunque ha una certa finalità, cioè, non è possibile ipotizzare appunto una qualcosa, visto che si parla di sempre per le aziende private si dice questo, ma perché non ne parliamo di qualcosa che ha un servizio? Questa sua è una domanda intelligente che ha già trovato risposta nei fatti. Nel senso che perché prima dicevo sono rimaste meno, perché mentre fino a 2 anni fa, 3 anni fa erano 14 o 15 aziende di trasporto pubblico locale a capitale pubblico in Veneto, che però copre il 98% del trasporto pubblico locale, ultimamente di propria iniziativa ma anche cercando di interpretare la volontà del legislatore e le difficoltà del momento, molte si sono aggregate e abbiamo degli esempi palesi anche di poco tempo fa. Verona da 2 aziende ne è rimasta una, le 2 erano quelle, una urbana e una extraurbana, adesso ne è rimasta una sola. Treviso erano addirittura 3, è rimasta una. Venezia uguale. Padova è in una situazione un po' diversa perché l'azienda che svolge il servizio extraurbano, per capirci la ex Sita che oggi si chiama altra cosa, perché è del gruppo Ferrovie dello Stato, segue anche la provincia di Rovigo. Ecco che allora c'è qualche problema in più, ma si sta ragionando, so che il Comune di Padova, l'assessore Rossi in particolare, il vice sindaco, sta parlando con il suo collega Riolfatto della provincia e con i colleghi di Rovigo per cercare un'aggregazione. A dire che le stiamo percorrendo, o per non dire le abbiamo percorse tutte le strade possibili e immaginabili. Purtroppo ci troviamo nella condizione che o riusciamo ad avere un po' di fondi in più, che sono quelli che noi abbiamo sempre chiesto, oppure siamo costretti a tagliare corse, servizi. Dio non voglia che posti di lavoro, che noi stiamo difendendo coi denti, perché il sindacato sa che su questa battaglia siamo dalla stessa parte. Sì, ma infatti... Però, ripeto, noi alla fine dell'anno dobbiamo fare i conti col bilancio, perché altrimenti saremmo passibili di responsabilità pesanti, anche di tipo penale, non solo civile. Anche penale? Sì, perché dopo c'è il circolo vizioso, che siamo sì privati, ma siccome gestiamo capitali pubblici, c'è il danno erariale, insomma, le garantisco che non è una questione non è né simpatica né facile né semplice da risolvere. Allo stato attuale quindi che cosa si sta configurando? Rispetto a prima dell'estate, no? Che c'era sorta proprio la questione che non arrivavano questi soldi, questi finanziamenti, per cui... Questo è un ulteriore problema, perché? Perché già con pochi fondi, però dati molto in ritardo,
le aziende sono costrette ad approvvigionarsi finanziariamente dal mercato bancario, che vuol dire ulteriori spese di interesse e ulteriore Ma passivo. le banche finanziano? Prego? Le banche sono disposte a finanziare? Sì, nel senso che il socio di maggioranza è pur sempre pubblico e in qualche modo una garanzia, però in tempi di scarsità di approvvigionamenti anche le banche non è che facilitino molto. Si sono toccate anche le tariffe degli abbonamenti e dei forza. biglietti? Sì, ma vede anche lì. Allora, la politica tariffaria non è così semplice, nel senso che uno potrebbe dire, vabbè, aumenti il biglietto, lo raddoppi e risolvi il problema dell'età. Non è così, perché anche nel mondo del trasporto pubblico locale c'è una soglia di mercato che non può essere superata, perché altrimenti a qualcuno verrebbe in mente giustamente di fare i conti con le proprie tasche e di dire, vabbè, allora ci mettiamo in 3 o 4, ci facciamo una macchina, e invece di salire in 4 in pullman. Il car sharing, infatti. Oppure si creano appunto dei sistemi privati. E poi anche in questo, in un esame di benchmark regionale, noi siamo, secondo le nostre aziende, siamo a dei livelli molto, come dire, molto adeguati. Portare il biglietto a €1,50 sarebbe un errore, perché è fuori mercato. Certo, sì. Cioè, è una soluzione matematica, ma finisce per non essere neanche quello, perché non si introiterebbero i soldi che si spera di introitare, perché molti meno sarebbero gli utenti. Un po' il discorso dell'IVA, si aumenta l'IVA e dopo si scoprono che i consumi si riducono paurosamente del allora, peggio. su questo bisogna sempre cercare di avere degli equilibri ragionevoli, per raggiungere i quali però bisogna che ognuno ci metta del proprio. Io so, guardi, prima che qualcuno lo dica è meglio che lo dica io. So che più di qualcuno dice, oh, ma voi, sono apparse anche delle prese di posizione sulla stampa, eccetera. Ma voi dovete far sì che la forza lavoro sia giusta, non vadano pagati più di tanto. Guardi, allora, sgombriamo il campo. Per la responsabilità che ricoprono, gli amministratori delle nostre aziende pubbliche prendono pochissimo. Primo. Secondo, i dirigenti piuttosto che i quadri sono pagati a termine di contratto. I contratti di lavoro sono quelli nazionali per tutti, c'è l'integrativo aziendale, ma la trattativa decentrata è prevista e pertanto si cerca di mantenerla a livelli accettabili pur riconoscendo al lavoratore quello che gli spetta. Di conseguenza, ripeto, la legge nazionale prevede che almeno il 35% degli introiti venga coperto dal biglietto. Noi siamo al 45%. Aspetta, ma quindi è tanto? Cioè, effettivamente... Ci sono regioni, adesso non mi faccia dire altro perché lo guardo in casa mia, mi ritengo fortunato di essere il presidente di Consiglio del Veneto, ma ci sono regioni che non raggiungono il 20%. Sì. E che magari ottengono... Mi fermo qua. Ecco, no, insomma, però ottengono ugualmente finanziamenti magari anche importanti a questo punto. Sì, Quindi, come sempre, l'essere virtuosi non è che paghi. Non paga. Ecco, io un attimo la interrompo solo, c'è un telespettatore al telefono. Pronto? Sì, gentile signora, buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno, da dove chiama? Chiamo dalla provincia di Padova e sono Italo. Sì, buongiorno. prego, signora. Beh, intanto signora, con lei mi volevo complimentare per quell'annuncio televisivo che fa di risintonizzare i nostri televisori con un attacco alle autorità centrali che vorrebbero anche toglierci il piacere di partecipare alla vita televisiva locale. Quello è un messaggio che io apprezzo tantissimo e lo condivido in toto, e lei lo espone molto bene e mi complimento con lei. Grazie. Perché il problema è reale e quindi io assolutamente, guardi, se potessi non pagare il canone Rai lo farei molto volentieri, perché io lo trovo un disservizio. Non le dico quando noi telefoniamo alla rassegna stampa di Radio 3,
va bene, che vogliono sapere per filo e per segno quello che dovrai dire al giornalista che presenta i giornali, e 100 volte su 100 ti tagliano la telefonata se non sei nella stessa linea politica. È un fatto gravissimo che non so come denunciare, ne approfitto della vostra presenza. Certo, no, ma lei ha fatto benissimo a intervenire, perché quello che noi vogliamo dire, ne parlavo tra l'altro anche con il nostro ospite prima della trasmissione, che la presenza per esempio qui del nostro ospite, è possibile una televisione privata, difficilmente verrebbe invitato alla Rai, Mediaset o quant'altro, perché difficilmente potrebbe parlare dei problemi o delle virtù o dei meriti o dei demeriti della regione del Veneto, di varie province, perché non interessa in generale. Invece può dirlo qui, potete sentirlo, potete valutare, potete intervenire e dire la vostra opinione. Quindi, infatti, guardi, a prescindere da quello che andrò a chiedergli, io lo ringrazio della partecipazione, perché anche gli esponenti politici locali che si espongono, nonostante le feroci critiche che vengano dai cosiddetti cittadini, che in realtà sono dei sudditi, secondo il mio modesto parere, però loro sono meritevoli di plauso, perché ci mettono l'impegno, ci mettono la faccia e ci mettono la loro persona, quindi io lo saluto molto volentieri, anche se volevo chiedergli una domanda. Prego. A proposito di un ragionamento che stavate facendo proprio adesso qui in conclusione, cioè il costo del personale degli enti pubblici. Allora, io sento dire che i dirigenti prendono molto poco e che poi si va per norme contrattuali, eccetera, eccetera, per quanto riguarda i funzionari e quant'altro. I responsabili prendono poco. Io non voglio sapere quanto prende questo signore, perché il suo lavoro non mi interessa. Però io penso che quando il Presidente del Consiglio, supportato dalla stragrande maggioranza di partiti politici presenti in Parlamento, parla di spending review, va bene, e la prima cosa che non fa è quella di pensare che ci sono milioni di persone che hanno un rapporto di dipendenza con lo Stato. Parto dalle ambasciate, i consolati, gli uffici di rappresentanza, quelli che lavorano all'ONU, alla NATO, in Europa, e giù a cascata il Parlamento, le regioni, le comunità montane, le partecipate. Allora voglio dire, ma se siamo in crisi, se io non riesco a sopravvivere con 1.500 euro, il capo dello Stato, lo cito per esempio, ma scusi, si è fatto 60 anni di Parlamento, potrà vivere temporaneamente, e sottolineo temporaneamente, con 4.000 euro? Perché se poi noi facciamo questa spending review, voglio vedere dopo quanti soldi ci avanzano. E qui guardi, includo i magistrati, i grandi baroni dell'amministrazione pubblica, perché nessuno sa quello che prende un dirigente del ministero. Poi includo, per esempio, un esempio semplicissimo e utilissimo: i medici di base sono 45.000 in tutta Italia e percepiscono netti in busta paga dai 7 agli 11.000 euro. Lei capisce che il 60% dei medici fa ricette. Vuol dire, siamo in crisi, ma perché mi dovete prelevare i soldi dalla busta paga? Perché mi dovete bloccare la pensione? Perché mi dovete aumentare l'IRPEF comunale, provinciale, regionale? E il Presidente del Consiglio, con il Capo dello Stato, che tra tante cose aderisce a un partito politico notissimo, non dicono cominciamo da noi, ma seriamente, perché sono milioni e milioni. Io non voglio che il dipendente pubblico perda il posto di lavoro, e non voglio togliere lo stipendio a chi è negli ultimi gradi dell'espletamento delle sue funzioni, perché con 1.200 euro il dipendente comunale non ci vive. Forse possiamo farlo lavorare un po' di più e un po' di meglio, ma io non voglio il licenziamento di queste persone. Certo. Voglio che si parta proprio dal vertice, e il vertice, quando la situazione economica lo permetterà, verranno premiati per questo sacrificio. Ma il sacrificio deve venire dal Presidente della Repubblica, e per caduta a tutto il resto. Assolutamente. Abbiamo dei rappresentanti all'UNICEF che prendono 35.000 euro al mese, signore, in Italia. Certo, sì, no, ma e io dovrei andare a comprare, che non ho neanche i soldi per sopravvivere, la cartolina imposta per dare 35.000 euro a lui, che fa il sottosegretario e viaggia in elicottero per andare a vedere dall'alto. No, ma è stato chiarissimo, è stato chiarissimo. Grazie, grazie del suo intervento. Grazie a lei, cercherò di, se posso, sì. Forse mi sono spiegato male io. Quando parlavo sono pagati pochissimo, mi riferisco agli amministratori, non ai dipendenti. I dipendenti hanno la paga garantita dal contratto nazionale di lavoro e dall'integrativo aziendale. Mi riferisco a pochissimo quando so che di presidenti e consigli di amministrazione delle nostre aziende che non lo fanno di lavoro, perché di lavoro fanno altro, come io non faccio di lavoro il presidente di Confederazione, perché per fortuna vivo di altro, ma già da 4-5 anni si sono ridotti in più occasioni il compenso, che ripeto,
se per voi 30.000 euro all'anno lordi per gestire un'azienda, per presiedere il consiglio di amministrazione di un'azienda che fa bilanci di quel tipo sono tanti, restano in tasca i 1.500 euro al mese, anche meno, 1.200-1.300 di cui parlava il signore. Anche se è stata un'osservazione intelligente. No, ma è condivisibilissima, perché quello che tutti si sarebbero aspettati era, che poi tra l'altro se ne parlava anche ieri con l'assessore Sernagiotto, parlavamo di anziani, di problemi per l'anziano ad accedere alle strutture, alle case di riposo per esempio, a servizi e quant'altro, quando ci sono persone che non è neanche ammissibile, si prendono 12, 10, 30.000 euro di pensione. A questo punto, giusto, parentesi, mettiamoci 5 anni in riga tutti quanti, per 5 anni non prendere più di 3.000-6.000 euro di pensione. Se questo parte dall'alto a cascata, tutti i cittadini non fiaterebbero, anche un biglietto di, faccio l'esempio assurdo, di 1,50 €, non fiaterebbero perché dicono, caspita, siamo tutti più o meno in una situazione di difficoltà. Diventa inaccettabile quando l'1,50 € lo deve pagare il pensionato che ha la pensione ferma o che non va sopra i 700-800 euro, il disoccupato e poi tutti gli altri. E vediamo quel che succede. Queste diseguaglianze sono estremamente pericolose. Interrompiamo un secondo, se dovete naturalmente intervenire potete chiamare, poi viene richiamati come sempre dalla nostra regia. Andiamo in pubblicità, pochi secondi. Rieccoci insieme, abbiamo un collegamento telefonico perché lunedì avevamo in studio con noi il dottor Riccardo Saetti, medico chirurgo, vita preziosa, e ci aveva annunciato un Open Day. Pronto dottore? Buongiorno. Buongiorno. Allora, vediamo di annunciare ai nostri telespettatori in diretta giovedì pomeriggio che cosa succede a Padova, che opportunità hanno, visto che hanno anche tra l'altro chiamato nel frattempo nelle repliche che sono andate in onda per chiedere informazioni sulle modalità per star meglio, per avere un monitoraggio della propria esistenza e quindi curarsi e prevenire le patologie. Allora, certo, l'appuntamento è venerdì pomeriggio, venerdì 19 ottobre, a qualunque ora tra le 15 e le 20 del pomeriggio. Saremo presenti con tutto il team Vita Preziosa, tutti gli operatori che lavorano per la medicina della longevità al poliambulatorio Veller, che è a Padova, in via Longhin 103. Via Longhin è ben raggiungibile sia dal centro sia dall'uscita autostradale, per esempio di zona industriale di Padova, e saremo lì ad accogliere tutte le persone interessate a sapere come si può vivere di più, come si può vivere meglio, come si può mangiare, come si può condurre una vita che possa allungare le nostre speranze di vita in buona salute. Quindi una giornata, un pomeriggio di apertura di questo, diciamo, questa struttura di servizio per poter dare tante informazioni utili ai cittadini, insomma. Assolutamente, le porte sono aperte, è assolutamente tutto gratuito, chiunque può intervenire, faremo vedere qualche filmato, daremo delle spiegazioni, risponderemo a qualunque domanda e curiosità, e a chi sarà interessato potremo fare anche un piccolo test che misura un indice di età biologica per capire se stiamo invecchiando più o meno rapidamente rispetto all'età anagrafica che abbiamo. Dottore, io non vengo allora. Noi abbiamo ospite in trasmissione il presidente di Confservizi Lamberto Toscani che ha paura. Buongiorno. Buongiorno. No, scherzavo, è una cosa molto utile invece quella che fate, bravi. Fatelo più spesso. Non tutti sono come me che non ascoltano. Ma la ringrazio, comunque c'è sempre tempo, perché diciamo che qualunque buona abitudine di vita presa a qualunque età può dare un giovamento, per cui invito tutti, chi lo ha già fatto, chi lo fa abitualmente, chi non l'ha ancora fatto, a fare una piccola riflessione non solo l'attenzione al proprio corpo, ma anche quella al proprio organismo, che è quello che ci deve tenere e far vivere per tanti anni ancora davanti. Perfetto, grazie dottor Saetti, quindi ricordatevi in via Longhin presso il centro Veller, apertura dalle 15 alle 20, addirittura il pomeriggio, venerdì 19 pomeriggio. Grazie ancora, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci a tutti. Arrivederci. No, effettivamente è una cosa estremamente utile, fa paura perché è vero che uno quando a questo punto si mette sotto la lente di ingrandimento possono sempre venire fuori qualche magagna, però è meglio saperlo e dopo decidere se intervenire oppure no, che non esserne a conoscenza e poi
dover correre dietro E quando prima è si troppo fa meglio è. Prima si fa, infatti è meglio è, perché si correggono quelle abitudini scorrette. Sono d'accordo. Infatti. Allora, cercando anche di stare dietro appunto al discorso di spese, delle visioni di spese e dove voi avete effettuato dei tagli o sono in pronostico dei tagli da effettuare nel trasporto pubblico. Quindi diamo questa informazione ai cittadini che ce l'hanno chiesta più volte. Allora, io parlo in generale delle aziende del sistema pubblico. Di trasporto, Confservizi Veneto raccoglie tutte le aziende di servizi. Compreso il servizio lagunare, trasporto... Ma non solo di trasporti, di tutti i settori del trasporto pubblico, vale a dire, cioè di tutti i settori dei servizi pubblici, vale a dire l'acqua, l'ambiente, l'energia, certo, e quant'altro, financo a qualche azienda che fa servizi mortuari per il comune di cui è emanazione. Per cui è un ragionamento generale di sistema che abbiamo fatto dopo averne discusso tra noi e con anche l'invito, la partecipazione e la collaborazione dei nostri soci padroni che sono gli enti locali, province, comuni e quant'altro, e abbiamo raggiunto credo un livello che è rispondente alla situazione difficile che stiamo vivendo. So di colleghi che, non fatemi fare i nomi perché non li farò mai, ma di colleghi che hanno saltato qualche mese da ricevere l'emolumento perché l'azienda era in difficoltà. Perché quindi l'azienda sono persone a me vicine che conosco bene, per cui... Non è una cosa estremamente piacevole questa. No, non lo è, però facendo riferimento alla telefonata del signor Italo, se non vado errato, è la dimostrazione di una sensibilità che a mio avviso andava fatta. Se qualcuno non se la sente di farlo, l'opzione delle dimissioni è aperta. Certo, almeno chi è al vertice lo faccia, magari i dipendenti poi sono quelli che devono subirlo, nolenti o dolenti. Sì, bisogna sempre stare attenti a dare il giusto peso agli atteggiamenti, alle situazioni e alle soluzioni, perché è anche vero che in un'azienda di trasporto, visto che di trasporto stiamo parlando, purtroppo l'incidenza dell'emolumento di un amministratore è non minimissima. Si sa perché è evidente, ma se non si sa va bene ripeterlo, che le aziende di trasporto tra le loro spese più elevate, vale a dire quelle che coprono ormai un 70%, 75% del bilancio, sono il gasolio per autotrazione, piuttosto che il metano, chi ce l'ha, eccetera, e le assicurazioni. Queste due voci, che sono incomprimibili per noi, nel senso che non dipendono dall'amministratore, ma dipendono dal mercato, da come funziona, coprono più del 65% del bilancio di ogni singola azienda. Infatti, ma questo è quello che lascia un po' sconcertato. Poi ci mette il personale, esatto, e allora lei vedrà che si annaspa praticamente. Ma ad esempio il discorso del gas, del carburante è un problema enorme che tra l'altro paradossale che una quota altissima sia di accise, ormai ci si stanca di rifletterci, di dirlo, però la voce non arriva fin dove deve arrivare e ovviamente il governo fa orecchie di mercante, perché questo è chiaro, perché alla fine io dico sempre, se ci fosse un'azione forte si ferma tutto si ferma, cioè Roma va sotto disastro e tutto, ma veramente, secondo me qualcosa fanno, è che si deve fermare tutto come è successo anni addietro con i TIR che avevano bloccato le autostrade. Se questo non avviene loro continuano a fare i loro affari, le accise aumentano all'inverosimile, eccetera. Ed è questo un discorso. Ma le assicurazioni, ma è mai possibile che non esista un accordo con una compagnia, per carità che non sia poi in collisione con la mafia, come si è scoperto per la regione, che non era a conoscenza, ma che non si trovi una compagnia che con situazioni del genere da assicurare, quindi non stiamo parlando del singolo utente o della decina o centinaia, stiamo parlando di aziende di trasporto pubblico regionali, istituzionalizzata, non è possibile per venire incontro con dei premi umani? Guardi, allora su questo bisogna ricordare innanzitutto che
il settore del trasporto pubblico dal punto di vista assicurativo è bersagliato da tanta microsinistrosità, cioè ci sono tanti sinistri piccoli ma che vanno rimborsati e questo è un dato. Un altro dato potrebbe essere quello sul quale stiamo ragionando da un po' di tempo per vedere se è possibile trovare un meccanismo che faccia sì che esista una centrale di approvvigionamento, cioè potrebbe essere l'associazione regionale piuttosto che altre entità, che si cura di procurare, scusate il bisticcio di parole, la copertura assicurativa per tutte le proprie aziende, facendo così massa critica e pur avendo situazioni di grossa diversità, poter calmierare un po' il mercato. Non è facile, mi creda, però. Così come si potrebbe fare per l'acquisto dei carburanti piuttosto che dei pneumatici. Certo. Ripeto, non è facile. Non è facile perché in questa maniera ci sono anche tante piccole e micro aziende che lavorano per queste aziende sul territorio e l'accentramento di questa fornitura potrebbe creare dei disturbi di mercato che non verrebbero ben capiti e poi bisognerebbe essere in grado di capire realmente di quanto risparmio stiamo parlando. Perché questo non siamo ancora riusciti a calcolarlo bene. A quantificarlo non è stato possibile? No, e io sono convinto che non sia poi così elevato. A meno che non ci fosse invece un ragionamento, come lei sta facendo, molto utile, che è quello di dire a livello nazionale, vabbè, intanto cominciamo a ragionare sul prezzo dei carburanti in generale. Se poi parliamo del carburante destinato al servizio pubblico locale si potrebbe fare un ragionamento diverso. Allora sì, stiamo parlando di cifre importanti. Esatto, quello che mi lascia veramente facendo una riflessione, dico, ma è possibile, stiamo parlando di trasporto pubblico, di partecipate pubbliche, abbia il carburante abbia il medesimo prezzo della vendita al privato. Cioè, questo è inammissibile, perché a questo punto voi, cioè il circolo vizioso è che voi che dato servizio pubblico pagate le tasse sulle tasse, cioè, capisce che è in vero tassa su tassa, ma insomma cioè, andiamo su qualcosa di veramente... È il gatto che si morde la coda. Esatto, o il cane. Quindi, o il cane che è la stessa cosa. Questo è inverosimile, ma perché non si è mai avviata a questo riguardo anche una trattativa a livello regionale o pluriregionali, regioni che comunque navigano su certi livelli per addivenire a un accordo, qualche cosa, perché poi veramente diventa, cioè è come se i soldi escano da una parte ma entrano dall'altra e quindi diventa un giroconto praticamente, no? Sì, ma vede, su questo noi abbiamo spinto con la Regione anche discorsi di questo tipo. Purtroppo non è un compito regionale, però, è un compito statale che le regioni dovrebbero... Però le regioni dovrebbero sollecitarlo a questo dovrebbero punto, sollecitarlo di più, questo sì, sicuramente sì. Per dare una risposta anche in precedenza delle richieste che hanno venute fuori, trasporto ferroviario è sempre di chi è di competenza? No. Non lo su è. rotaia su rotaia non è nostro, è di competenza regionale, ma noi non abbiamo aziende nostre. Perché anche questo versa in condizioni sì, abbastanza... anche se devo dire, io conosco per altri motivi un po' la società regionale che si chiama Sistemi Territoriali, che gestisce per esempio la tratta da Cavarzere a Venezia. Lì io ho visto nel corso degli anni, pur con molta lentezza, ma ho visto migliorare di molto il parco mezzi, gli orari di servizio, la qualità del servizio, non mi pare male. Ecco, sono i pendolari che effettivamente soffrono. Quello che invece riguarda il problema del pendolarismo, quello è pesante. Anche lì ci sono competenze che si accavallano, ci sono tratte gestite mezze da Ferrovie dello Stato, bisognerebbe porre un po' di ordine, credo, perché non è solo con la multa che la Regione può mettere a FS che si risolve il problema del disagio del pendolarismo. Vanno dedicati mezzi, appositi, orari, strutture e tariffe. Bravo, quando andiamo sul discorso delle tariffe, certo. Abbonamenti per studenti, questa è stata un'altra delle problematiche che sono state segnalate dai telespettatori. Per esempio, una cosa che molto spesso, scusi se quando parlava di studenti mi ha fatto venire in mente una cosa molto utile.
Io sono stato anni fa, ma non è stato merito mio e continuo a farlo adesso, chi c'è lo fa bene, presidente dell'APS Holding, quella di Padova, del trasporto urbano di Padova. Io ho visto che per esempio all'inizio ha fatto fatica a prendere piede, ma poi è stato usato moltissimo con soddisfazione dell'utenza, l'abbonamento mensile, sia degli studenti che dei lavoratori, che viene fatto online. Non c'è bisogno che nessuno si sposti da casa, basta un computer, si collega, l'abbonamento viene fatto e rinnovato, si paga con carta di credito e spedito a casa. Questi sono tagli di costi. Assolutamente, anche se non sono estendibili a chiunque, però effettivamente... Però ormai quasi, chi non ha un computer a casa, o se lo fa dare a qualcuno. Gli anziani. Vabbè, ma avranno qualcuno in famiglia, tra i familiari che, insomma... Certo, sì, o perlomeno andare, dopo che ci può essere uno sportello che magari serve per questo tipo di utenza, assolutamente, esatto. Questo senza dubbio. Allora, torniamo su questo discorso, parliamo anche naturalmente dei costi, invece, che sono un altro aspetto importantissimo, e poi l'ultimo capitolo lo dedichiamo ai lavoratori del settore che altrimenti fremono giustamente. Dopo la pubblicità, tra poco. Allora, Presidente, poco tempo a disposizione, vediamo subito. Aumento delle tariffe, che spiegazione diamo agli abbonamenti soprattutto, e che pesano molto sulle famiglie per chi deve fare integrato acqua e terra, zona di Venezia per esempio. Sì, Venezia ha questa grande peculiarità, bellissima, ma per molti versi anche scomodissima e carissima. Però chi la vive la soffre molto. Però chi la vive la soffre. Mi pare di capire che l'azienda, la CTV, stia lavorando, l'ha dimostrato molto bene in questi tempi, con suggerimenti, con soluzioni che hanno trovato utile sistemazione, tra il biglietto integrato, tra le tariffe che vengono aggiornate a seconda del tipo di titolo di viaggio che uno acquista, insomma. Sono tutte iniziative e indicazioni che possono dare una risposta abbastanza adeguata. Per farvi interrompere solo un secondo, abbiamo una telefonata velocissima perché siamo in chiusura. Pronto? Buongiorno signorina. Sì, buongiorno, dica. Ciao Lamberto. Chi è? Mario. Ciao Mario. Dica subito perché siamo in chiusura, dica veloce. Sì, volevo dire solo una cosa. Dimmi Lamberto, perché esiste questa differenza di assicurazione tra una macchina, sta una età e un'altra età, e tra il nord e sud? E tra maschi e femmine. E tra maschi e femmine anche. Perché le femmine sono più brave di noi e guidano meglio. E hanno meno pericolo. Sono dei parametri. Chi guida meglio di altri? Può darsi. Va bene, grazie. Chi guida meglio di noi? Evidentemente sì. Sì, fanno meno incidenti. E io devo lasciarla, la ringrazio. Questa è la sua domanda, vero? Perfetto, grazie al nostro telespettatore. Ma esistono differenze di premi tra mezzo di trasporto e mezzo di trasporto? No, nel pubblico no. Esistono differenze tra azienda e azienda a seconda della sinistrosità. Azienda e azienda, quindi questo è un dato di fatto. A seconda della quindi è a seconda della sinistrosità, è lo stesso che si era fatta la battuta tra uomini e donne, perché le donne fanno meno incidenti e le uomini di più, quindi pagano un premio più alto. Lo stesso tra azienda ed azienda, forse si riferiva a questo. Poi c'è la frenata improvvisa, quello che non è appigliato cade. Assolutamente. Allora, parleremo una prossima volta anche dei dipendenti, lo faremo sicuramente, magari avremo anche il sindacato presente, la reinvitiamo con noi in trasmissione. Grazie a voi telespettatori di averci seguito, grazie al Presidente Lamberto Toscani di Confservizi Veneto di essere stato qui con noi, naturalmente appuntamento come sempre a domani, buon proseguimento. Grazie.